nemmeno. Oggi siamo qui a Nimis, in questo bel paese della Pedemontana del Friuli Venezia Giulia, e siamo qua come Friulando Progetto Sociale. Che cos'è il progetto sociale di Friulando? È un progetto che sostiene i giovani del territorio del Friuli Venezia Giulia e le loro iniziative. E oggi siamo qui perché vi vogliamo presentare un influencer friulano che si chiama Milio. Eccoci qui allora, come ho detto, con Emilio, che in friulano si fa chiamare giustamente Milio. Milio, esatto, no? Allora, noi siamo qui venuti a Nimis questa mattina per presentare Emilio, che è un giovane friulano sicuramente, e che fa un mestiere che è un nuovo mestiere, che si chiama influencer. Bene, allora Emilio, raccontaci, chi sei e che cosa fai? Prego. Ciao, sono Milio, sono un ragazzo friulano di Nimis, nato e cresciuto qua, e praticamente 2 anni fa ho lasciato l'ultimo lavoro che ho fatto e sono partito per un viaggio in Giappone. Ho raccontato questo viaggio sui social e è piaciuto così tanto che ho pensato di poterla in qualche modo rendere una professione. Quindi ho continuato, sono stato in Germania, ho parlato della Germania, dell'Irlanda, poi l'anno scorso ho fatto il Giro dell'Italia in bicicletta e anche questo l'ho raccontato sui social, e adesso mi preparo, mi appropinquo a partire per un cammino di Santiago partendo dal Friuli. E tutto questo per dire che sto rendendo questa una vera professione e che lo sto facendo dal Friuli, quindi non da Milano, Roma o una grande città, una metropoli, ma da Nimis, quindi è una cosa fattibilissima. Bene, Emilio, grande. Io credo che questo sia veramente un nuovo mestiere. Noi con Progetto Sociale di Friulando vogliamo proprio preparare quello che sarà per i giovani un nuovo Friuli. Un Friuli più smart, quindi più veloce, un Friuli più digital, un Friuli di nuovi mestieri, assolutamente di nuovi mestieri, in quanto non possiamo pensare che ci sia un nuovo passato, ma il passato ci serva per preparare un nuovo futuro. E allora meglio ci hai detto che sei andato in giro per l'Italia in bicicletta a portare la tua friulanità, e oggi partirai per una nuova avventura, ma cambierai il mezzo di trasporto, credo, no? Per fare questo. E allora Emilio, dove vai e come vai? Vado a Santiago, quindi usciamo dall'Italia. In realtà penso di arrivare fino a Finisterre, non a Santiago, perché il percorso originale arriva là. Santiago, scusa, Santiago di Compostela? Di Compostela, in Spagna. Ok, in Spagna, grande. Sì. E attraverserò tutta la parte alta del nord Italia, quindi passerò per il Veneto, però nella zona di Cortina, d'Ampezzo, quindi Cadore, Cortina. Poi andrò verso Bolzano, in Trentino, quindi sempre verso nord. Poi ridiscenderò in direzione di Como. Poi dalla Lombardia passerò in Piemonte restando verso Biella e Ivrea, poi passerò a Torino, dopodiché scavalcherò, attraverserò la Francia fino a raggiungere, passando per Montpellier, poi Toulouse, e poi oltre i Pirenei farò il cammino del nord che passa sulla costa spagnola fino a Finisterre, che è appunto la meta di questo pellegrinaggio. Bene, e come ci andrai? A piedi. Oh, a piedi! Ah, però, proprio come veramente facevano i pellegrini una volta. L'idea è quella. Molto bene. E che cosa pensi di trovare per strada? Tante persone sicuramente, e spero poca pioggia e tante emozioni, tante novità, tante idee nuove, tanti nuovi modi di pensare. Quindi parlerai con la gente, Emilio. Sicuramente tantissimo. Bene, racconterai da dove arrivi, che cosa fai. Senz'altro, il Friuli viaggia con me ovunque vado, sempre successo. Possiamo considerare questa cosa come un nuovo modo di promuovere il territorio? Sì, senz'altro, senz'altro. Anche solo il fatto che le persone che mi seguono sanno che sono friulano automaticamente porta il Friuli in viaggio. E anche nel momento in cui c'è un confronto, si confronta una cultura che chiaramente è quella di base mia friulana con la cultura locale, e si può imparare entrambe e capire quali sono somiglianze e differenze. Bene, allora io direi veramente, cari amici friulani, che noi abbiamo un nuovo ambasciatore che andrà fino a Santiago di Compostela a rappresentare il nostro bellissimo Friuli Venezia Giulia. Grazie!
Però meglio, sono anche curioso, come pensi poi di dormire, di mangiare? Ti fermerai sempre in alberghi 5 stelle? Che cosa farai? Cioè, come hai pensato poi anche di sostenere economicamente questo viaggio? Allora, sicuramente è un viaggio molto low cost perché viaggerò con una tenda e un sacco a pelo, un materassino, quindi dormirò, sì, È tutto qua dentro, tutto vero? sulla schiena. E poi conterò anche sul diciamo, sostegno dei miei follower, perché come è successo per il Giro dell'Italia, le persone in Italia, se non altro, in Francia e in Spagna ancora non lo so, però lo possiamo scoprire, mi hanno ospitato 120 notti su 130, quindi può essere che lo zaino non dovrò mai aprirlo, ma in ogni caso c'è la sicurezza di un posto al sicuro dove ripararci. Sicuramente non hotel o alberghi o bed and breakfast, forse uno ogni tanto così per riposare. Bene, allora Emilio, ci hai detto che qui in questo tuo zaino c'è tutto quello che ti servirà per star via 3-4 mesi nel tuo viaggio, e c'è la tenda e sono quelle cose di prima necessità. Ma la cosa bella che mi hai detto è che tu praticamente chiederai ospitalità, fondamentalmente, chiederai ospitalità alle persone, quindi è veramente, mi sembra di tornare indietro, che però lo vedo portato al futuro. Quindi mi piace questa cosa della convivialità e dell'aiuto. È questo, no? Che ho capito bene? Sì, è un po' come quando l'anno scorso ho fatto il Giro dell'Italia, l'idea era di essere totalmente indipendente con la tenda e il sacco a pelo, però di cercare di conoscere, di incontrare più persone possibili, e questo è successo soprattutto grazie agli inviti di tantissime famiglie che mi hanno proprio ospitato a casa propria lungo il percorso, cioè in 130 notti mi hanno ospitato 120 volte, quindi un numero spropositato di volte. Ed è stata la parte più bella del viaggio, perché è il momento in cui veramente si è creata una relazione con le persone, molto più che non solo fermarsi a fare due chiacchiere o bere un caffè. Sorrido dentro. Bene, abbiamo capito come si svolgerà il viaggio di Emilio, e a questo punto veniamo però alla parte innovativa di questo viaggio, perché il tuo mestiere è fare l'influencer, e quindi tutto quello che farai, i tuoi follower, quelli che già hai e quelli che vorranno diventarlo, potranno seguirlo quotidianamente sui tuoi social. Allora Emilio, dici, quali sono i tuoi social? Allora, io utilizzo sostanzialmente tutti i social, soprattutto ci sono TikTok e Instagram, che sono quelli dove racconto un po' di più il viaggio tramite video e storie, però ho anche un canale YouTube e anche una pagina Facebook, quindi si può vedere un po' ovunque quello che sto facendo. Cercherò di tenerli il più aggiornati possibile, infatti metà del peso è dato dal pannello solare e dalle power bank. E su tutti i social mi chiamo allo stesso modo, quindi è facilissimo trovarmi, Emilio, 1000 miglia, tutto attaccato, un po' uno scioglilingua, però è facile, una volta trovato da una parte si trova dappertutto così. E rende l'idea. Quindi anche un pannello solare, quindi diciamo che sei veramente ecosostenibile, potresti essere, diciamo, autonomo a 360 gradi, perché vai a piedi, quindi non inquini, ti porti lo zaino, sei minimal in tutto, e hai anche un pannello solare per ricaricare il telefono. Bravo, questo veramente mi sembra un bellissimo messaggio che tu lanci a tutti i giovani. Bene, grazie Emilio. Naturalmente, oltre che ai social di Emilio, potete seguirlo anche sui nostri social, che condivideremo tutto quello che farà. Noi saremo costantemente in contatto con Emilio e lo seguiremo nella sua avventura. A questo punto non mi resta che passargli il suo zaino, che però non è leggerissimo. No. Bene. Bravo. Molto bene. E che cosa faccio? Io voglio partecipare a questo cammino, quindi farò con te i primi 100 passi verso Santiago di Compostela. Via. Devi portarmi lo zaino per i 100 passi. Tira la schiena del migliore.
Ciao Emilio, in bocca al lupo, grande. Grazie a voi.